Continua la battaglia per il calo volo dei biglietti aerei da parte della regione siciliana. In queste settimane il governatore ha inviato una lettera di chiarimento alla società ITA, che gestisce le tratte da Palermo e Catania verso Roma e Milano, ma ha ricevuto picche. E la risposta di Schifani non si è fatta attendere. Continuò a battermi nell'interesse dei siciliani. È inconcepibile che una società a capitale pubblico come ITA, ricapitalizzata dallo Stato, mi abbia risposto dicendomi che devono obbedire alle logiche di mercato, prevedendo un biglietto di andata e ritorno verso Roma e Milano di euro 400. Se pensano che far pagare a un siciliano un biglietto 400 euro e che tutto questo sia la logica di mercato, si sbagliano proprio. Se tariffe così elevate devono servire a recuperare errori strategici che hanno portato a buchi di bilancio, noi non ci stiamo, non possiamo essere solo noi a pagare gli errori di chi ha amministrato la compagnia in passato. Lo dice Renato Schifani. La nostra battaglia continuerà fino alla fine. Da parte di ITA ha dichiarato e registrato un margine di disponibilità, aumenteranno il numero dei voli ad aprile, ma non basta. Noi andremo avanti in una battaglia di civiltà per garantire principi costituzionali come la libertà di movimento. Abbiamo il diritto-dovere di pretenderla, dice ancora Schifani, per far tornare i nostri ragazzi che studiano fuori, far arrivare i turisti, a crescere il nostro PIL. Su questo siamo impegnati quotidianamente e continuerò a farlo fino alla fine.